Vi fu un tempo gioioso, di piccole cose, ove se il pane e vino era poco, il ridere ingrassava, lo scherno era un gioco, la vita era breve da consumare con misurata passione. Giovanni Boccaccio la condensa nel Decamerone. Se Dante nella commedia, invero tragedia, compendia la storia di un giudizio universale di cui è artefice fazioso, Boccaccio, sorridendo della commedia umana, dal passato coglie florilegi di vizi, li trita in novelle truci per esaltare la virtù possibile in un futuro tuttora anteriore. Per sentire l'odor della pulce, la si deve schiacciare, secondo un motto popolare. Così è per la virtù, insegna il Decamerone, un libro a struttura a blocchi. 10 novelle per 10 giornate, trascorse sui colli fiorentini da 10 giovani timorosi d'appestarsi nella Firenze malata. 2 settimane di vacanza dedicata all'invenzione narrativa, con riposo il venerdì per la preghiera, il sabato per la pulizia corporale, in preparazione della domenica. 10 fiorentini, di cui 3 maschi e 7 femmine, assistiti da 7 servitori. Numeri significanti: 10 per 10, 100, equazione perfetta. La totalità è frutto della perfezione moltiplicata per se stessa. 10 sono i comandamenti e 100 sono i canti della commedia dantesca. E come in questa il Decamerone ha una prolusione ed una conclusione in cui l'autore entra e parla in diretta. Un martedì del 1348, in piena estate, in una città devastata dalla peste, 10 giovani si incontrano in Santa Maria Novella e concordano di lasciare Firenze per trovare refrigerio ed aria pulita in un rifugio bucolico. Metafora esplicita. La città era diventata un luogo di turpitudini che, come la pestilenza, contagiano nobili, mercanti, suore, frati e preti. Se l'attualità è micragna di esempi morali, si fugge nel passato, nella natura. Giammai quella novembrina, matrigna dei sepolti, ma quella solare dell'uomo maturo intellettualmente, che nel gioco delle parole inzeppa l'opera di Motti, trova diletto, e tra le 100 ne sceglieremo una da illustrare con spirito boccaccesco, arguto con moderazione. Novella ottava della quinta giornata. In Ravenna, ove Boccaccio soggiornò varie volte, Nastagio degli Onesti, famiglia nobile cui appartenne San Romualdo, si innamorò di una delle figlie di Paolo Traversaro, nobilissimo casato d'origine bizantina, citato da Dante nel 14° canto del Purgatorio. La casa Traversara e gli Anastagi, le donne e i cavalieri, gli affanni e gli agi, che invogliava amore e cortesia. Così scrive Dante. Nastasio
spese sconsideratamente tempo e danaro per farsi amare. Un dì di maggio, sdraiato in una rigogliosa pineta, udì il grandissimo pianto ed alte grida d'una donna. La vide ignuda, scapigliata, graffiata, la pelle giovane, ma inseguita da due mastini che, raggiunta, crudelmente la mordevano. Un cavaliere, con viso corrucciato e stocco in mano, minacciava la ragazza con parole spaventevoli. Nastagio interpose brandendo un bastone. «Che fai? Ti opponi al giudizio divino che alla pena a cui io, guida degli Anastagi, fui condannato per essermi ucciso per amore di lei, che rallegrandosi delle mie pene d'amor in vita e della mia morte, quale sua vittoria, finì con me nell'inferno. La pena è che eternamente lei sia inseguita, morsa dai cani e da me, ahimè, ucciso». Boccaccio ammirava Dante e fu il primo commentatore della Divina Commedia. Doveva aver ben presente alcuni passi. Purgatorio, canto 18. La divina foresta, spessa e viva, tal qual di ramo in ramo si raccoglie per la pineta in sul lido di chiassi, appunto vicino a Ravenna. Nella selva dei suicidi, così descrive Dante gli sciallacquatori. Nudi e graffiati, fuggendo sì forte che della selva rompiano ogni rosta, di rietro a loro era la selva piena di nere cagne, bramose correnti, e quel che dilaceraro a brano a brano. Discepolo accorto fu il Boccaccio, invertendo però i soggetti. Nastasio, lo spendaccione, impara la lezione e si ravvede della sua stoltezza. Ordina un ultimo pranzo, invitando i suoi, l'amata ed i di lei genitori. Pranzo nella stessa pineta, confidando in una replica invertita nel finale della visione infernale. Ormai alla frutta, o la va o la spacca, il film si ripete, copia perfetta. Lei atterrita, per la sua salvezza cede e lo sposa. Vissero felici e contenti in una selva oscura, protetti dalla reciproca paura. Abbiamo narrato a modo nostro quel che ottimamente Botticelli dipinse in esclusiva per voi.